La Regione ha confermato il suo pieno sostegno allo Ski College di Falcade, alle prese negli ultimi mesi con le normative che impongono agli enti locali di dismettere le proprie quote societarie nella SPA. Venezia quindi rimarrà nell'azionariato della società falcadina nata nei primi anni 90 su impulso di Graziano Pollazzon. La Regione c'era e ci deve essere, altrimenti non siamo coerenti con noi stessi, perché diciamo sempre che dobbiamo fare formazione, investire sulla scuola, investire sui nostri giovani. Allora, quando è ora ci dobbiamo essere, allora ci siamo, daremo una mano a questa realtà, continueremo a esserci. La conferma stamani al termine di un confronto istituzionale alla presenza dei vertici istituzionali e dell'Associazione Genitori dello Ski College di Falcade. I nostri ragazzi investono il loro futuro nello Ski College. Bisogna pensare che sono ragazzi che a 14 anni fanno la scelta di andare via da casa, perché abbiamo ragazzi da tutta Italia. Quindi è un impegno sia economico che per i genitori che per i ragazzi di frequentare una scuola lontano dalla famiglia. Lo Ski College, almeno fino ad oggi, è una società per azioni partecipata dalla Regione, dal Comune di Falcade, dalla Comunità Montana Gordina, dalla Provincia di Belluno, dall'Associazione dei Genitori. Con le nuove norme Comune e Comunità Montana debbono obbligatoriamente uscire dalla società. Restano al loro posto Regione e Provincia e lo Ski College, che negli anni ha sfornato una moltitudine di campioni dello sci, può dirsi salvo. Esserci come Regione del Veneto significa mantenere lo sport, mantenere essenzialmente anche una presenza sul territorio importante, ma soprattutto mantenere anche la scuola. Non c'è solamente la Regione lì, c'è anche un grosso comitato di genitori che ha dimostrato una grandissima volontà di esserci, di mantenere, di rafforzare, di dare certezze, e va tutto il mio ringraziamento a queste persone, perché non sono stati solamente dei bravi genitori, ma anche degli ottimi cittadini.